Michela Gallo, sei venuta di nuovo a trovarci Poiché mi sono trovata perché bene. ti sei trovata bene, benissimo, però anche con un nuovo libro, una nuova edizione, un nuovo libro. Cominciamo subito dal libro. Certo, Cosa parla questo libro? Cosa ha di diverso rispetto agli altri? questo libro è scritto anche secondo me in maniera più matura, ok? Sono stata molto molto più attenta, ho pesato bene le parole perché parla della mia vita. Ho voluto in modo molto molto dettagliato, tanto che non volevo proprio pubblicarlo, perché ci sono tante cose intime del mio dolore che ho vissuto in adolescenza, la morte di mio padre. Comunque va a scavare nel profondo, c'è un breve pezzo in cui parlo della mia vita e non vuole essere una lamentela o comunque ripetersi di quello che ho detto prima, vuole dire cose nuove e dare un messaggio di speranza. Comunque che la malattia mentale esiste, c'è, è palpabile, ma non bisogna prenderla come una cosa negativa, come una cosa di discriminazione. E voglio lanciare un messaggio a tutti i giovani, a tutti quelli che sentono che hanno un disturbo, che sentono che c'è qualcosa che non va. Voglio dire, è normale no, è normale. Non preoccupatevi se avete qualcosa che non va. Chiedete aiuto. Ci sono delle persone nei centri specializzati che vi ascolteranno. È questo che voglio fare, insomma, è dare un là per dire non siete soli, ragazzi, aiutiamoci perché quante volte Sergio si sente anche di persone che purtroppo fanno gesti estremi per la solitudine o perché, ecco, io vorrei, da sola non faccio niente ovviamente, ma sto provando a dare in là e dopo magari ecco, far conoscere una persona intanto che sono io e dopo pian piano vediamo, sensibilizzare su questo argomento. Scusate, sono molto emozionata. No, vabbè, tranquillo, tranquillo. Ecco, a proposito, le tue esperienze, tu hai trovato la scrittura come, anche come valvola di sfogo. Sì. Consiglieresti cosa a chi, oltre a, vabbè, a quello di farsi aiutare, a chi ha i tuoi problemi simili o cosa potrebbe fare, cosa non dovrebbe fare? Allora, non dovrebbe fare, mi viene solo una cosa, non si dovrebbe chiudere in se stesso, deve parlarne con gli amici, parlarne con la famiglia e farsi aiutare. Non c'è peggior cosa della solitudine quando stai male. E cosa dovrebbe fare? Allora, io ho trovato la scrittura può essere un'arte come suonare uno strumento, può essere dipingere. Un'altra cosa da non fare è, oltre a non chiudersi se stessi, anche magari a farsi aiutare dal punto di vista, vedi, per esempio io quando avevo 14 anni mi sono tanto chiusa in me stessa e ho cominciato a fare a parte gesti estremi come tagliare, autolesionismo, fumavo, bevevo e avevo 13 anni, ero una bambina. Ecco, di non voler fare gli adulti troppo presto, di stare nella loro età e farsi aiutare dai genitori a stare nella loro età. Quello che mi viene anche da dire per cosa devono fare anche il fatto di parlare questo mi viene di parlare più possibile di loro, di non aver vergogna, perché secondo me, ecco, il matto, quello chiamato matto, è la persona più speciale del mondo che ci sia. Le persone folli sono gli artisti, se ci pensi. Sì, infatti, sì, sì, sì. Ma ecco, a proposito, tutti gli ambienti, diciamo, di cura mentale, da fuori vengono visti un po' come quasi delle prigioni. Tu hai avuto modo di... Allora, Sergio, una io l'ho vissuta malissimo, che è stata la prima, ma perché era gestita male. Mm, Ho avuto altre, tipo, posso fare nomi? sì? Allora, una cooperativa, quel gelso di Castelfranco è una comunità che è oro. Seguono i ragazzi, cioè, ci sono attività fuori, cioè, il sabato ti portano al centro commerciale, ci sono gite, cioè, dopo, sempre la cooperativa incontri organizza anche ferie per i ragazzi che non possono permettersi di avere chissà cosa, organizzano dei soggiorni con gli operatori e vanno in ferie. Cioè, secondo me non bisogna tanto guardare, giudicare le cliniche psichiatriche tutte in generale, bisogna vedere da chi sono gestite e come sono gestite.
perché ho avuto esperienze di comunità, la prima che ho fatto, dicevo prima, 8 milioni delle vecchie lire, quindi 4.000 euro al mese, si riforniva la Caritas e gli operatori avevano storie con gli utenti. Invece questa qua che ti ho nominato adesso, il Gelso, è veramente una comunità qui contro Fiocchi e Ok. non è neanche privata come era l'altra. Cioè, quindi non sempre nel privato si va sicuro. Ok. E prima hai detto dei giovani che hanno voglia di essere troppo presto adulti. Noti questa cosa qua in genere nei Sì, giovani? sì, sì, perché già vedere ragazzini di 13-14 anni con la sigaretta in bocca, per me è un otto di che vuoi diventare troppo grande presto. Ragazzi, abbiate, fate i giovani finché potete, che dopo quando siete troppo grandi non potete più, è troppo tardi tornare indietro. Non potete fare come me che faccio l'adolescente ai 40 anni, no, sto scherzando. Sto scherzando. Ok, beh, ritorniamo un attimo al libro. Sì. Allora, il titolo, Mickey's Life, perfetto, che è proprio la vita di Mickey. la vita, esatto, la vita tua. E c'è molta più maturità anche nella scrittura in questo libro. Sì, sì, c'è molta più maturità, molta più maturità e anche con questo libro chiudo questo stile di vita mio, cioè questo modo di scrivere mio, scusa, che ho parlato sempre della mia vita. Dal prossimo penserò di fare un fantasy. Pensavo di fare sulle 300-400 pagine, crearmi un personaggio, adesso vedo, crearmi un personaggio che ha superpoteri, far viaggiare un po' le persone con la testa Un stavolta. cambio radicale. Esatto, un cambio totalmente radicale. E in questo nel libro Mix Life c'è una parte, come stavo dicendo prima, è la mia vita. La parte sono favole per bambini, poi tutti mi hanno detto saresti brava a scrivere favole per bambini, e anche perché in quel periodo in cui ho scritto questo libro stavo con una persona che aveva una bambina 8 anni e quindi ho immaginato di voler raccontare le favole a questa bambina e io volevo dare a questa bambina come persona nella sua vita. Quindi mi sono immaginata questa cosa e ho scritto le poesie. Dopo la storia è finita, la persona è andata per gli affari suoi, però le poesie mi erano restate, erano belle, e le poesie, scusa, le favole. Sì, E dopo ci sono, e quindi le ho lasciate. Dopo ci sono delle poesie e dei pezzi del mio blog che ho su Oggi Treviso. ok. E la gente dove trova il libro? Allora, il libro si può trovare da me personalmente sui miei canali social, vi ricordo Facebook Michela Michigallo, se volete ordinarlo con la copia firmata, o altrimenti su Amazon e principali librerie online. Benissimo, a posto, grazie e ci A vediamo. te Sergio, ciao. Ciao!